TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Alle ore 16 di oggi, venerdì 28 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Villorba, in via Roma, per portare soccorso a una donna rimasta intrappolata nella propria auto finita fuori strada, capovolta. All'arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco, proveniente dalla sede centrale di Treviso, ha collaborato con il personale sanitario del SUEM 118 per liberare la donna dalle lamiere, la quale è stata successivamente portata in ospedale. Sul posto presente la polizia locale di Villorba. E nel pomeriggio del 26 novembre i carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato in stato di libertà una donna 58enne, infermiera, incensurata, che nel periodo compreso tra luglio e novembre 2025, approfittando della propria qualifica professionale di infermiera specializzata presso gli ambulatori del locale ospedale civile, avrebbe sottratto ricette rosse in bianco dai formulari utilizzati da alcuni medici chirurghi, successivamente compilate e impiegate per l'acquisto di farmaci antidepressivi. La perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri ha permesso di rinvenire presso l'abitazione dell'indagata varie confezioni di medicinali antidepressivi già acquistati, nonché ulteriori ricette ancora non utilizzate, tutto sottoposto a sequestro. E si è conclusa nella giornata di ieri l'attività investigativa avviata dai carabinieri della Tenenza di Oderzo in seguito alla rapina consumata lo scorso 16 ottobre ai danni di un fattorino della pizzeria Toledo di Oderzo. In quella circostanza il giovane lavoratore, giunto sul luogo dell'ordine, era stato minacciato con una pistola da due individui che si erano poi impossessati delle pizze per un valore di circa 60 euro, dandosi alla fuga. Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di individuare due giovani opitergini di 20 e 22 anni, entrambi disoccupati e con precedenti, ritenuti responsabili del gesto. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di un vero e proprio arsenale: 5 coltelli da combattimento, 5 repliche di pistole a salve prive del tappo rosso, alcuni tirapugni e una katana. Tutto il materiale detenuto illegalmente è stato sottoposto a sequestro. I due soggetti, già indagati per rapina aggravata per l'episodio del 16 ottobre, dovranno ora rispondere anche del reato di detenzione illegale di armi e strumenti atti a offendere. Parliamo di sanità. Il SUEM, Servizio Urgenza e Emergenza Medica, potenzia e migliora il suo parco ambulanze. Nei giorni scorsi sono state infatti consegnati 3 nuovi mezzi e un quarto arriverà a breve. Le nuove ambulanze che fanno parte dell'ultimo lotto della gara di Azienda Zero andranno a rinnovare il parco mezzi, come detto, del SUEM. I mezzi consegnati sono dotati di dispositivi elettromedicali di ultima generazione. L'arrivo delle nuove ambulanze, il commento del direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, rappresenta un'importante implementazione che consentirà di garantire i soccorsi e i trasporti sanitari con il supporto di tecnologie avanzate e al contempo di assicurare un comfort ancora maggiore al paziente durante il trasporto. I 3 mezzi già consegnati sono stati assegnati rispettivamente alle basi di Treviso, Conegliano e Oderzo. Complessivamente adesso disponiamo di 41 ambulanze. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.